Continuano a crescere i casi di infezione da West Nile nella provincia di Padova. Dopo il terzo decesso registrato nelle scorse ore all'ospedale di Schiavonia, un uomo di 88 anni, e 4 casi ricoverati in azienda ospedaliera a Padova, l'USL 6 segnala altri 2 nuovi casi, una 22enne ricoverata in neurologia all'ospedale di Cittadella e una 66enne ricoverata invece in terapia intensiva a Piove di Sacco. La situazione West Nile è coerente con l'alta prevalenza di zanzare infette e quindi purtroppo continuiamo a vedere che si aggiungono nuovi casi. Siccome siamo in questa situazione, ricordo che il primo scudo sono i repellenti che, utilizzati in modo appropriato, difendono non solo dalla zanzara notturna ma anche da quella diurna, cioè la zanzara tigre, e anche dei capataci. L'Istituto Zooprofilattico di Legnaro sta monitorando il virus e conferma che in Veneto stanno circolando 2 ceppi di West Nile. Uno di questi è ricomparso dopo 8 anni. Rispetto al 2021, quando la circolazione del West Nile virus in Veneto veniva evidenziata dalla metà di luglio con un picco ad agosto, quest'anno la trasmissione stagionale è iniziata molto prima, già a giugno, probabilmente favorita dalle alte temperature dei mesi primaverili. Il West Nile virus è una malattia infettiva di origine virale non contagiosa trasmessa dalle zanzare, e per questo è importante evitare i ristagni di acqua nelle abitazioni e nei terreni. In totale i casi di West Nile nella nostra provincia sono 34, di cui 19 sono encefaliti con forme neuroinvasive, le altre invece sono forme febbrili o asintomatiche. Rimane sempre molto importante la cura dell'habitat in cui si abita, quindi lo svuotamento dell'acqua stagnante, il controllo delle caditoie mettendo i prodotti appropriati. E ricordiamo che avevamo già fatto un'indicazione con i comuni della provincia per intensificare la lotta larvicida e in alcuni casi, soprattutto in occasione delle iniziative serali, il trattamento anche contro gli adulticidi durante la notte precedente l'avvio delle attività.